sul caso Cividale della sindaca Bernardis, che dopo un mandato è stata rimessa in discussione come figura per una nuova candidatura? Esatto. Sì, Cividale c'è un problema di una candidatura del sindaco uscente Daniela Bernardi, targata Lega, e quindi c'è stato da parte di forze politiche amiche del centrodestra questa visione diversa, dicendo subito che non verrà supportata e che quindi hanno individuato una figura che del territorio conosce bene perché è stato sindaco per 10 anni a Attilio Vuga, però è una mossa che insomma, ha creato una spaccatura nel centrodestra di Cividale. Noi come Lega correremo da soli, loro hanno avuto anche l'appoggio di Fratelli d'Italia, questo dispiace perché penso che il centrodestra sia in Friuli Venezia Giulia ma anche a livello nazionale e soprattutto nei comuni importanti come Cividale non avrebbe queste necessità di spaccature. Non condivido e purtroppo siamo un po' così in disputa con questi nostri alleati che sono in regione e che ce li abbiamo nei comuni e dispiace.